Roberto Vecchiato, allenatore dell'Adriese, quarto in classifica, playoff raggiunti. Roberto, un giudizio sul campionato e sulla tua squadra? È un campionato buono, poteva essere secondo me migliore, sia per nostra responsabilità sia per qualche ostacolo che abbiamo avuto oggettivamente complicato, però siamo soddisfatti, siamo arrivati ai playoff, adesso cerchiamo di continuare. Della tua squadra cosa ti è piaciuto di più e magari invece quello che magari ti è piaciuto un po' meno o che si poteva far meglio? Partiamo dalle cose meno belle, sicuramente qualche passo falso tipo la vis ci è rimasto un po' qui. Le cose migliori sono l'intensità e la qualità di un gruppo che ha grandissimi doti. Qualche infortunio magari anche non preventivabile è stato un problema per noi, sì. Da girone a 20 squadre con le 6 bergamasche, 6 turni infrasettimanali, come l'hai vissuto? È stato lungo, in particolare gennaio. Gennaio è stato complicato perché fare 6 partite in 25-28 giorni, comunque con 2 infrasettimanali, anche a livello di rosa è stato complicato. Spero che questo sia di insegnamento magari anche a diluire un po' gli infrasettimanali, dato che c'è tempo. Poi è stato bello sicuramente, sì. Prossimo turno, o meglio, turno dei playoff, si sale di nuovo a Villa Valle, campo sintetico, un campo difficile in cui però l'Adriese cercherà di dare tutto se stesso. Guarda, è una squadra forte che ci ha battuto andata e ritorno e per noi è la partita migliore che poteva capitarci, perché il calcio è fatto, lo sport è fatto di sfide, di rivincite e dunque cercheremo di vincere la partita più importante fondamentalmente delle tre.